Oggi abbiamo il piacere di inaugurare una nuova rassegna a Casa Museo Sartori, autoritratti e ritratti di personaggi illustri. 12 settembre, apertura ufficiale, la mostra resterà aperta fino al 10 di ottobre, sempre con il nostro orario sabato e domenica. In questa rassegna che ho curato abbiamo invitato 88 artisti di fama nazionale provenienti da tutte le regioni italiane a presentarsi ciascuno con un'opera, con un dipinto, con una scultura, dipinti realizzati con le tecniche più diverse, dagli oli alle tempere, agli acquerelli, agli acrilici, tecniche miste, collage, disegni a penna, carboncino e poi sculture in bronzo, in terracotta, le tecniche utilizzate, ma poi soprattutto i soggetti che si possono ammirare nelle 9 sale della Casa Museo. Alcuni si sono presentati con un proprio autoritratto, chi lo aveva già pronto, chi l'ha realizzato appositamente per questa esposizione. Altri si sono cimentati facendo il ritratto di personaggi illustri. Quindi ci sono delle sale di autoritratti, una sala dedicata ai cantanti, una sala dedicata agli attori, dai papi ai reali, ai filosofi, si arriva ai musicisti, ai compositori, ai letterati. Veramente un ampio ventaglio di personaggi è possibile ammirare in questa esposizione. Io ringrazio voi che siete venuti qua oggi, ma soprattutto ringrazio la famiglia Sartori che ogni anno organizza delle manifestazioni nel nostro paese. Per noi è un piacere perché è sicuramente un incontro culturale, ma abbiamo sempre ammirato veramente la tenacia, la passione di tutta la famiglia nell'organizzare le loro mostre sia a Casteldario che in altre parti. Non è sicuramente un momento facile, il Covid ha limitato tutte anche le manifestazioni che volevamo organizzare noi. Però mi fa piacere che oggi, visto che ci deve essere la speranza di un futuro, di un cambiamento in positivo, mi fa piacere che oggi a questa manifestazione sia partecipata, malgrado il Green Pass, molta gente. In occasione della rassegna è stato edito un catalogo che gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Casteldario e FAI. Il catalogo di 198 pagine riporta le illustrazioni di tutte le opere esposte. È stato inserito anche un testo che io ho appositamente scritto con riferimento, con note critiche dedicate a ciascun singolo artista. Poi in ordine alfabetico sono inserite tutte le immagini e tutti gli artisti. Il ritratto, ricordiamocelo, è lo specchio dell'anima. Quindi quando si ritrae un personaggio famoso o quando addirittura l'artista si autoritrae, cerca di far uscire anche la sua anima, non solo il suo aspetto fisico ed esteriore che noi tutti possiamo vedere. Quindi con questa mostra è possibile anche cercare di intuire quello che gli artisti provano, quello che gli artisti sono. Gli artisti hanno una capacità di spaziare e di soffermarsi anche su alcune cose che magari un occhio normale può non intuire. Questa mostra, ideata da Alberto Sartori, ha quindi voluto soffermarsi sulla pittura figurativa del ritratto, spesso abbandonato proprio per le difficoltà dell'esecuzione.